Sarà un punto di fondamentale importanza per la gestione delle emergenze non solo per il territorio provinciale ma per l'intera regione del Veneto. È il nuovo polo logistico avanzato per la protezione civile che sorgerà a Padova in via Cave sui terreni già di proprietà della provincia a poca distanza dall'attuale vecchia sede del gruppo provinciale. Avrà una superficie coperta di circa 1700 metri quadrati con una parte logistica, una operativa con sala apposita, uffici e una sala per i corsi. Nel 2026 sarà avviata la fase della progettazione della nuova struttura e dell'intero polo con l'obiettivo di ultimare i lavori entro il 2028. Si tratta del nuovo polo logistico regionale che la Regione con fondi catturati dall'Unione Europea è riuscita a finanziare. Sono 1.860.000, un importo importante, scusate il gioco di parole, però sicuramente il progetto è molto importante. Il progetto che abbiamo presentato alla Regione è di circa 3 milioni e 8, quindi rispetto al 1.860.000 ci mancano circa 2 milioni. Una nuova sede dotata di tutte le strutture necessarie, di tutti gli spazi necessari, dalla sala operativa agli uffici amministrativi, la cucina, la mensa, i vari magazzini, ecco, gli spazi di deposito, ma soprattutto gli spazi dedicati alla formazione. Questo nuovo polo logistico prevederà poi delle sale operative, questa nuova Smart Control Room vedrà il collegamento diretto con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco, con la Prefettura e con i 101 comuni del territorio. L'intera area di via Cave sarà riorganizzata, gli interventi si inseriscono infatti in un progetto più ampio ancora in fase di definizione. Palazzetto che attualmente è utilizzato dalla protezione civile diventerà sede della polizia provinciale in un ambito di redistribuzione e tutta l'area di via Cave verrà redistribuita con un progetto molto ampio che vede l'intervento dell'ULSS e anche del Comune per quanto riguarda la viabilità, il Comune per quanto riguarda l'ULSS il parcheggio a servizio anche dell'ospedale dei Colli. Una realtà, quella della protezione civile, che a Padova, ma non solo, anche in tutta la regione, è molto viva e sentita. Il volontariato della provincia di Padova è in fermento, nel senso che c'è molta adesione, siamo una realtà molto viva dal punto di vista del volontariato in genere, ma della protezione civile. Parliamo di circa 135 gruppi, tra gruppi comunali e associazioni, nella provincia di Padova, con oltre 4.000 volontari iscritti.